Rieccoci l'appuntamento del martedì, il sindaco risponde, ricordo ogni volta in modo da renderlo ovviamente chiaro ai nostri telespettatori e ai cittadini di Padova e della provincia, perché il sindaco è anche presidente della provincia, che non siamo in diretta, registriamo 2 ore prima, quindi andiamo in onda alle 19:30, però la trasmissione viene registrata alle 17:10, 17:15 più o meno, quindi voi potete mandare i messaggi, potete mandare le email, però non vengono letti in questa trasmissione, ma vengono letti nella prossima, e quindi ricordo i numeri per interagire con noi. Per i messaggi 345 334 1171, per l'email il sindaco risponde @gruppotv7.com. Allora, abbiamo parlato ovviamente degli sfratti, della povertà e della mancanza anche di trovare persone che trovino occupazione, perché c'è occupazione però non riescono molte aziende, anche statali e anche parastatali e anche aziende ospedaliere, a trovare personale per poter supplire alle carenze che ci sono attualmente. Senta, la Piani è già tutto bene? Io glielo ricordo perché lei... La Piani stanno demolendo, devo dire non sono neanche passato a vedere, no. Mi ero promesso di dare un'occhiata, stavo facendo quello che ho detto tempo fa, stiamo abbattendo la gradinata che sarà sostituita, ecco, che sarà sostituita da un terrapieno innervato con delle tavole, proprio sarà messo, sistemato come era 40 anni fa più o meno, per cui ecco, ecco, grazie, me l'ho neanche visto, per cui vi avete fatto una cosa bella che dà vita a quel pezzo di Padova storico. Mi ricordo che è stato fatto in maniera via prioritaria perché stava crollando, per cui c'era anche il rischio, se vi ricordate era tutto cintata, proprio il discorso di sicurezza, per cui verrà fatta una cosa gradevole, verrà somminato il corno, il canale, verrà messa una pista ciclabile, verrà una pedonale, verrà fatta una cosa, io ritengo fatta molto bene, per cui viene valutato un pezzo, ecco, questo è un rendering, e viene rivalutato un pezzo importante della città. Penso sia fatta una cosa bella. Tra parentesi vi ricordo che l'accessibilità delle Piani oggi è 99 persone, non è che si può fare, non si può entrare di più, no, perché manca uscita di sicurezza, manca impianti antincendio, manca tutto, si giocherebbe ancora lì sotto certi aspetti, per cui ed è impossibile solo a casa attorno, non si può fare altro, per cui si può fare qualche manifestazione autorizzata, non è possibile andare oltre i 99 posti che sono autorizzati, per cui la gradinata alla fine non serve assolutamente a niente, non si poteva utilizzare. No, era solo perché faceva parte della storia della città. Certo, faceva parte della storia, ho vissuto 10 anni dentro, ho vissuto in senso sportivo ovviamente. Ho vissuto 10 anni e ricordo benissimo le partite in cui c'era anche un pubblico diverso, che adesso è cambiato un po' la logica totale, con le televisioni, è cambiato un po' il tutto, però insomma, io penso che come amministrazione abbiamo fatto una cosa positiva. Certo. Senta, colgo l'occasione anche perché ovviamente sono notizie fresche quella di ieri, che nessuno dei possibili acquirenti ha chiuso la trattativa con Ugo Lian, il finanziere che ha le maggiori azionista del Padova, quindi i padovani qui sono sempre resti a ritornare a prendere il Padova, hanno il braccetto corto. Io faccio il tifo perché resti ovviamente Joseph Orguglian, perché finora è stato un imprenditore serio sotto tutti gli aspetti, si è preso degli impegni, si sta mantenendo. No, adesso per carità non ha avuto i risultati che si aspettava la città, e lui stesso per 2 volte abbiamo sfiorato la Serie B. Ma non si sa mai quest'anno, perché obiettivamente è talmente corta la classifica. Meglio, vediamo cosa succede. Ha sempre indovinato i pronostici lei, sempre. Prego? Ha sempre indovinato i pronostici. No, lei li ha sempre sbagliati più che altro. Esatto. Di conseguenza io dico, non so cosa succede, però riesce sempre anche in questa occasione aspettiamo con fiducia. Sono una società seria che paga i giocatori, che fa le cose seriamente. Sindaco, che però Padovani. Che però l'anno prossimo, da quanto mi risulta, e mi credo sono molto vicino, naturalmente la conoscerà anche lei, però lei è un uomo silenzioso, io credo che l'anno prossimo il buon Gurlian non sganci un quattrino per il calcio Padova,
se sgancerà qualche soldo lo farà sui giocatori che cederà e che sono stati valorizzati nel settore giovanile, ma non credo che investirà, chiamiamolo investirà, che poi sono soldi spesi, perché come lei sa la Serie C è un bagno di sangue, e ovviamente non metterà più i soldi che ha messo gli anni precedenti all'interno del calcio Padova, quindi... Beh, quest'anno però la squadra, se non sbaglio, è il quinto budget a livello nazionale. Sì, perché era quello che i contratti ancora di vecchia data. Questo non mi ha idea cosa farà, non lo so, però io ho fiducia, finora ha mantenuto gli impegni che ha fatto, che ha preso con la città, e devo dire che io sono positivo nei suoi confronti. Poi se c'è qualche altro imprenditore padovano che vuole assumersi l'impegno, però visto che con Roberto Bonetto ho letto la cronaca, ho visto che non ha trovato l'accordo per quanto riguarda la cessione di quote, parti di quote, non so esattamente, perché Roberto, ricordo che Roberto Bonetto a suo tempo era una squadra, non c'era, l'ha portato in Serie B, per carità, poi il retrocesso, però va dato merito che assolutamente assieme a Bergamini ha fatto una grande operazione. Senti, se a fine anno vogliamo portare le chiavi, come si dice di consueto, è una cosa porto virtuale le chiavi che al sindaco, piace, ma si sente in molte città che molti presidenti dicono questo. Piace molto alla stampa, ai tifosi, porto le chiavi, è una società. No, ma è una dichiarazione che la fanno i presidenti queste dichiarazioni. È modo di dire, perché è una società di capitale, è uno responsabile con la società di capitale di quello che fa, dei debiti che ha, degli impegni che ha preso. Come un'azienda normale, altro che ha ovviamente una parte di emotività importante nei confronti della città, ma un'azienda normale uno non è che porta le chiavi, porta le chiavi niente a nessuno. Uno può dire non faccio più investimenti, ma a me non l'ha detto mai, per cui no, dico in generale, c'è il modo di dire di molti presidenti, il modo di dire del passato, che però quando sono presidenti dicono i soldi li sgancio io e decido io, però quando sono in difficoltà dico porto le chiavi al sindaco, quindi vuol dire che la società di calcio che appartiene a una città è anche parte della città stessa. La società, il calcio, parliamo del calcio, chiaramente ha un proprietario, ma il proprietario è la città alla fine, perché deve rispondere alla città. È una cosa molto particolare. Io l'ho vissuto anch'io per 10 anni con la mia famiglia e altre 2 famiglie. È una situazione difficile, devo dire, costosa, nonostante i tifosi pensino che questo non è vero. Invece basta vedere i bilanci, insomma, perdono molti soldi anche le grosse squadre, per cui va dato merito all'impegno che sta mettendo in Cirogugliano la Presidente Bianchi, è veramente difficile, specialmente quando non si arrivano i risultati, per cui sono criticati, ecco non spende, ecco non investe. Però vi ricordo che ha perso una cifra importante, circa 20 milioni di euro se non sbaglio in 4 anni, e va dato adito a chi spende, chi investe, anche sotto l'aspetto pubblico, ha un merito di aver tenuto il calcio a Padova in questa situazione. Io spero che, ho visto anche sono di ragazzi importanti sotto l'aspetto del settore giovanile, io spero che alla fine un po' l'entusiasmo ritorni e faccia investimenti opportuni, che andiamo in B. Io ci tengo moltissimo ad andare in Serie D, ovviamente sia perché sono un tifoso sia perché sono un sindaco di questa città, per cui ha doppia valenza per me. Spero bene. Con la curva nuova pronta l'anno prossimo. Curva non posso rispondere. No, mi dico sperando sia pronta, no, ho capito, no, dico, sto facendo io un'affermazione sperando sia pronta, dico. Senta, invece un'altra tematica che abbiamo affrontato, che dovremmo affrontarla credo per tutta quest'estate, perché è un tema ovviamente scottante, la siccità. Oggi nei servizi che vedevo, che abbiamo fatto anche nei nostri telegiornali, ovviamente per quanto riguarda l'acqua potabile Padova non ha per il momento dei problemi, mi risulta, mi aiuta lei a capire se è così, però in futuro potrebbe succedere. E quindi cosa succederà? Perché qui non piove. Noi abbiamo, per carità, sotto l'aspetto acqua potabile viene da Vicenza, Villaverla, per cui è acqua di qualità molto buona anche, e per ora non c'è problema. Anche lì si sta abbassando la falda, ma quelle falde che si abbassano in maniera importante sono le falde di Padova, cioè parlo per quanto riguarda i fiumi interni, per falde si abbassano qualcuna del 70%, per cui se continua così sarà un enorme, grosso problema per l'agricoltura, per la fauna, i pesci, veramente diventa aumento delle zanzare, aumento dei topi,
è una situazione gravissima, che non ci rendiamo nemmeno conto di che problemi può creare. E qua devo dire che siamo un po' responsabili tutti, non si può sprecare l'acqua, dobbiamo metterci in testa e non pensate che siano sempre gli altri che sono il problema, ognuno di noi può risparmiare i suoi litri ogni giorno ed è importante. Sì, ma se non arriva prima o poi ci sarà una fine, anche se non sicuramente verrà razionata. Io ho fatto l'ordinanza l'altro giorno su quanto riguarda l'acqua, che sono tutte esigenze, cautele, il piano per quanto riguarda eventuali autobotti per portare, che non deve farlo ovviamente la società era, a chi ha l'appalto, ma la situazione oggi non è drammatica, ma in un paio di mesi può diventare drammatica. Faccio solo un esempio, ho già fatto, solo l'inceneritore, il piovero, avete presente le turbine dell'inceneritore vengono raffreddate dall'acqua del piovero. Se per caso il piovero si abbassa oltre un certo livello, si ferma l'inceneritore, per cui diventa veramente problematico. Oggi non c'è la speranza che piova, pioggia non c'è, c'è bellissimo tempo, tutti quanti siamo contenti, però manca l'acqua. Ed è un grosso problema. Ovviamente tu le fontane, ogni tanto ma c'è la fontana chiusa, non ci sono tutte le fontane chiuse, a parte quelle di riciclo, tutte le altre sono chiuse ma da mesi ormai, perché il problema è da qualche mese, non è che sia nato oggi. Il Presidente Zaia ha fatto ovviamente un'ordinanza e tutti i sindaci hanno seguito l'ordinanza di cautela e prevedere l'emergenza. Ma questo è un problema reale che non viene toccato ancora dalla nostra sensibilità, perché ognuno va a casa per un biglietto sull'acqua. Stiamo attenti perché può cambiare in maniera radicale. Senti, nel ragionamento che ha appena fatto lei ha detto c'è anche un problema e questo problema sono le zanzare tra i tanti problemi che la siccità comporta. Ovviamente una volta, lei ricorderà benissimo, passavano i camioncini, i furgoncini ape e spruzzavano ovviamente quello per uccidere le zanzare, il famoso DDT in dialetto veneto. Oggi quello la legge non lo prevede più, però vi state premunendo per evitare che succeda il disastro di morti che sono successi l'anno scorso per via di questa West Nile, questa famosa zanzara malefica? Noi abbiamo già trovato nel sottosuolo, capisco bene, sottosuolo abbiamo già trovato delle tracce di West Nile, l'ha trovato l'US assieme a noi. Noi aspettiamo indicazioni, quando vengono fatte queste disinfestazioni sono fatte su ordine dell'unità sanitaria locale, non possiamo fare noi. Per cui l'unità sanitaria locale dice, tipo l'anno scorso, fate un'azienda specializzata in questo territorio e basta. È molto particolare questa perché viene ucciso tutti gli insetti, non solo West Nile. Per cui non è iniziativa che possiamo prendere noi ascoltiamo quello che dice la regione barra UC. E il sindaco ne è responsabile della Assolutamente salute? No, solo l'UC. No, ho capito, però se a Padova ci sono nei zoni vicino agli argini o tant'altro... No, solo l'UC può fare. Solo l'UC, allora uno deve andare all'UC a protestare. No, l'UC va a monitorare, tutto ancora va da qualcuno all'UC. L'UC va a monitoraggi in continuazione e dove trova il problema o dove viene segnato il problema, fa in maniera tale che venga risolto il problema. Certo, anche il sindaco quindi può farlo questo? No, ho capito, può segnalarlo. Non posso fare in maniera autonoma, no. No, può segnalarlo all'USL, può certo, come può segnalarlo anche lei. È chiaro, qualsiasi... Se lo fa il sindaco è un po' più... Ma ovviamente quando, nel settore ambiente nostro, quando viene dal dirigente viene evidenziato che c'è questo problema, ovviamente interveniamo immediatamente con l'US per verificare. Ma no, non è una decisione che possiamo fare in maniera autonoma, solo l'US può fare questo, giustamente anche. No, ho detto io, ho detto solo se il sindaco ovviamente può dare più peso perché all'uso, perché ciò non avvenga, perché poi l'anno scorso se ne sono accorti in molti comuni anche vicini, lei anche presidente della provincia, che c'era questa zanzara e tutti poi al termine hanno iniziato a prendere ovviamente delle situazioni per sistemare questa cosa con le pasticche, con questo, con quell'altro. No, queste sono cose diverse ancora. Noi abbiamo distribuito, faremo anche quest'anno, distribuiamo le pastiglie in ogni quartiere per mettere dove c'è l'acqua ferma, dove sotto vasi, questo è preventivo, questo è preventivo, cioè cerchiamo di anticipare questi problemi come comune, sì, ma non far intervenire
le disinfestazioni in maniera importante. No, dicevo questo io, nel prevenire. Chiaramente ogni anno lo facciamo. Pastiglie per tutti Però quanti. l'anno scorso non ha avuto successo perché ci sono stati, adesso non ricordo in città e prima periferia, diversi morti per questa zanzara, voglio dire, e nonostante questa pasticca che è stata messa con precauzione molto prima, i danni purtroppo li ha fatti perché era una zanzara vista l'esperienza scorsa, quindi quest'anno... sempre mancanza di acqua, siccità, e questo provoca il problema. È sempre quello. L'importante è che non faccia danni, insomma. Ovviamente sì, per cui stiamo molto attenti. L'US ha già trovato tracce di Western Nile, per cui sono molto attenti loro. E siamo in attesa, o meglio stiamo collaborando con loro per fare tutte le iniziative possibili, perché è pericoloso. Certo. Senta, ultimamente ci sono i ragazzini che fanno diverse aggressioni, una proprio in Prato della Valle, di solito al Duomo, in provincia, anche in qualche paese, per non dire anche a Mestre, a Venezia. Cosa sta succedendo in questi ragazzi giovani che si divertono a fare queste cose che non sono sicuramente belle cose? E cosa si può fare per educarli che ciò non accada? Lei sarebbe per il pugno duro oppure... Non voglio scaricare colpa, ma spesso e volentieri manca la famiglia e di conseguenza la famiglia ha un aspetto educativo fondamentale. Mancano i patronati, mancano i posti dove si socializza, per cui è veramente un problema di quelli importanti. Col prefetto, col questore, a Forza Rose stiamo cercando di identificare solo il problema in maniera tale che venga a prevenire. E devo dire che ogni tanto mi lascia sbalordito anche lei, ragazzini di 12, 13, 14 anni che usano violenza. Questo contribuisce sicuramente a molti social, purtroppo, che fanno disastri ogni tanto, la famiglia che non educa, e la violenza che sta, però Padova devo dire che è sotto controllo, non c'è questo, è sporadica la faccenda, altre città sono veramente messe in difficoltà. Io ringrazio la forza dell'ordine e la polizia locale che sa fare per contenere questo problema e cercare di capire anche sotto l'aspetto sociale. Purtroppo già i patronati, tutti siamo cresciuti in patronato. Oggi sono pochissimi i patronati, di conseguenza luoghi di aggregazione dove si cacca, dove si gioca a calcio o qualsiasi altro sport. Purtroppo questa è una delle mancanze. E dopo ma ci sono, ma non vanno più. Sono pochissimi organizzati. Sindaco, ai nostri tempi si andava in discoteca dalle 9-8 di sera fino alle 11, ora vanno a mezzanotte fino alle 4. È cambiato il mondo? O anche più tardi, è cambiato un pochino. È la sua età che è diversa. Ma... Sì, la mia età, io andavo prestino, insomma, dopo si andava a letto presto. Oggi è cambiato tutto perché i patronati ci sono anche oggi. Sono molti. Guardi, pochi. Leggevo proprio oggi. E dove ci sono funzionano? Leggevo oggi, inerente proprio ai matrimoni del suo comune, che nel 2016, vorrei sbagliare, venivano fatti molti matrimoni in chiesa e molti meno in comune. Oggi si è raddoppiata la cifra, se ne fanno produzione 100 in comune e 50, sto facendo l'esempio, saranno sicuramente molto di più, cioè la gente ha cambiato proprio la chiesa, la parrocchia, il vivere in comunità diventa sempre più difficile nei giovani. È cambiato molto. È cambiato parecchio. Bisogna ringraziare i social, secondo me. Molto probabilmente ha ragione lei, sicuramente hanno influito, le PlayStation e i social hanno influito non poco. Sì, i telefonini, sono tutti attaccati al telefonino a continuare a guardare. C'è terapia per aiutare chi è dipendente, tra virgolette, dal telefonino. Assolutamente vero. Andiamo in pubblicità, poi l'ultima parte del sindaco risponde con noi.